Oliva 2012. Olio Oliva non è solo olio ed olive, ma anche un momento per scoprire il mare. Siamo qui a bordo della barca Pesca Turismo con il comandante Pinga Salvatore, che ci parlerà adesso di questa escursione in mare, del tipo di pesca, della durata e di tutto quello che comporta appunto una gita in mare per la Pesca Turismo. Buongiorno. Buongiorno. Sì, è una nuova attività qua su Imperia di pescaturismo e a breve anche di turismo, dove l'obiettivo è quello di far conoscere un po' di più sia il mare alla gente, ai turisti, far conoscere anche prevalentemente il pesce pescato a livello locale, magari anche meno conosciuto ma altrettanto buono, come può essere la classica orata o il branzino, che sono i pesci che vanno più di moda. Questa attività prevede delle uscite per far vedere la pesca, in questo caso con la mia barca faremo la pesca dei naselli con le reti, si chiamano reti da posta. Altre tipologie di pesca che si potranno fare, che farò in futuro, sono la pesca con le lenze, quindi palamiti o palangari, per pescare pesci spada, per pescare le quote del tonno, quelle che abbiamo a disposizione, pesci lama, diverse tipologie di pesce. E le escursioni che si faranno dureranno circa 4-5 ore, poi si può fare qualunque cosa, basta mettersi d'accordo con la gente che ha piacere di stare in mare, quindi si possono fare escursioni specifiche per vedere, che so io, l'alba in mare, un tramonto, vedere le stelle, vedere qualunque cosa, basta stare in mare magari con un po' di silenzio tutto attorno. Ecco, le partenze sono sempre qui da Oneglia? Le partenze sono sempre qui da Oneglia, sì, e c'è anche l'alternativa della barca di mio fratello per fare un altro tipo di pesca, che è la pesca con la circuizione, quindi comunque abbiamo diverse tipologie di pesca da far vedere, sia direttamente che tramite filmati che sto preparando per far vedere, nel caso in cui magari il mare fosse in cattive condizioni. Comunque abbiamo l'alternativa video per far vedere, comunque far conoscere il mare. Allora, queste sono le reti che noi utilizziamo per la pesca dei naselli principalmente, si chiamano in gergo reti da posta, vengono calate in mare poco prima dell'alba e poco prima del tramonto, le facciamo lavorare circa 2-3 ore, 4 ore al massimo, e il fondale dove si lavora con questa tipologia di pesca è intorno ai 100-200 metri. È importante lasciarle non troppe ore, perché sennò comunque a quei fondali ci sono tanti parassiti o altri animali che si mangiano i pesci che finiscono nella rete, e di conseguenza bisogna anche fare presto a ritirarle su. Grazie, allora buon giro, perché so che siete quasi in partenza. Siamo pronti, sì, grazie.